Buongiorno a tutti, ci troviamo in provincia di Udine, nel comune di Campolongo Tapogliano, lungo un elettrodotto a 220 kV tra le stazioni elettriche di Udine Sud e Re di Puglia. Siamo in prossimità del sostegno numero 81, con un'altezza di circa 33 metri e un peso di 6.000 kg. Oggi assisteremo alla demolizione del primo sostegno dei 110 km di elettrodotto da demolire connessi all'opera principale. Per la demolizione e la valorizzazione del rifiuto adottiamo il metodo della demolizione selettiva, che ci permette di riutilizzare e riciclare quasi la totalità del materiale. Nei giorni scorsi sono stati rimossi i conduttori, la fune di guardia, gli isolatori e la morsetteria. Il traliccio verrà rimosso partendo dalla parte alta della struttura intralicciata e concludendo con la demolizione del calcestruzzo delle opere fondazionali. Assistiamo ora alla rimozione della carpenteria a traliccio del tronco superiore del sostegno, eseguita dai colleghi di Terna dell'unità impianti Friuli Venezia Giulia, che hanno eseguito la scalata e sostegno lungo il montante fino al punto di giunzione col tronco superiore. Il tronco superiore viene collegato all'autogru con delle funi d'acciaio. Ora i colleghi stanno allettando i bulloni di serraggio del tronco superiore. Il peso del tronco superiore viene preso in carico dalla gru, che consente ai colleghi la rimozione dei bulloni. Conseguentemente, i colleghi si allontanano per poter eseguire il sollevamento in sicurezza dell'elemento strutturale. Il tronco superiore ora verrà appoggiato a terra. L'operazione verrà ripetuta anche per i tronchi successivi. Le operazioni di demolizione continueranno nei prossimi giorni, con l'utilizzo di mezzi specifici per la loro rimozione, la separazione delle masse ferosi da quelle inerti, per il contestuale conferimento nei siti di raccolta. L'intera operazione di demolizione dei sostegni si conclude con il ripristino delle aree, la chiusura del cantiere e la consegna dei fondi ai proprietari.